Per le interviste si ringrazia Jolly Box Srl. Prima della partita Azzurra Due Carrare, Due Monti Abano, incontriamo il presidente Massimo Carraro. Presidente del Due Carrare, ci dica come vede la partita di oggi. Dunque, innanzitutto buongiorno a tutti. La partita di oggi è una partita per noi molto importante visto il risultato negativo della settimana scorsa. Però sicuramente ai termini della classifica finale non è proprio del tutto l'ultima spiaggia, però comunque oggi giochiamo una bella fetta della stagione. L'importante è che sia una bella giornata come una bella giornata di sport soprattutto, e alla fine che vinca la squadra migliore. Voi avete fatto un campionato super l'anno scorso, vi state ripetendo, l'obiettivo dichiarato o meno qual è? Dunque, l'obiettivo dichiarato all'inizio della stagione era sicuramente quello di fare un campionato buono, di alta classifica. I risultati ci hanno dato ragione di come abbiamo impostato la stagione, la squadra. I risultati allo stesso modo ci hanno confortato e quindi a questo punto della stagione l'unico obiettivo è vincere il campionato. Basta. Col mister dell'Azzurra Due Carrare Giuseppe Crivellaro. 3 giorni fa uno scivolone su un campo leggermente bagnato, oggi il campo è asciutto? Oggi il campo è perfettamente asciutto, dobbiamo sicuramente riscattare la prestazione opaca di domenica scorsa, cerchiamo di fare il risultato perché a noi è fondamentale oggi riuscire a fare il risultato, perché a 3 giornate dalla fine essere in testa alla classifica porta le sue pressioni, però noi dobbiamo essere pronti a soddisfare tutto perché... I 3 punti sono quelli che ci si augura sempre, potrebbe bastare un pareggio a voi? Guardi, noi giochiamo per la vittoria, è logico che anche un pareggio non è disprezzabile, però la partita deve essere assolutamente, l'approccio deve essere solo per la vittoria, perché se no riusciamo anche ad ottenere magari 0 punti anziché il pareggio. I ragazzi stanno bene? I ragazzi stanno tutti bene, hanno voglia, però sa, è sempre il campo che è giudice di tutte le nostre prestazioni, quindi le parole vanno al vento, i risultati sono quelli che contano e il campo è il giudice nostro. Quindi non facciamo pronostici, ma speriamo che vada come l'andata. Guardi, non contiamo sulla prestazione, su come giocano, ma solo sul risultato, questo è fondamentale in questo momento della stagione. Prima della partita incontriamo anche Giancarlo Sguotto, direttore sportivo del Due Monti Abano. Due Monti in salute, 5 risultati, anzi 5 vittorie consecutive. Sì, abbiamo fatto un bel risultato anche l'ultima partita e ci siamo avvicinati moltissimo al Due Carrari, quindi a un punto, e adesso vediamo oggi cosa possiamo fare nel nostro piccolo, perché noi siamo una società di patronato, però siamo là. Ecco, Due Monti, ovvero Monte Ortone e Monterosso, e la ex Nuova Sper, insomma, quindi la fusione delle due società di patronato sempre che fanno parte del Due Monti Abano. Diciamo, oggi non è la partita di domenica scorsa, sicuramente la gara e l'avversario sono diversi. Beh, certamente oggi è una partita importantissima per tutte e due le squadre. Noi ce la giochiamo come tutte le altre partite e cerchiamo di fare bene, cerchiamo di portare a casa il risultato. Se poi la partita dice che non ci siamo, torneremo a fare i playoff, ma noi incrociamo le dita. Davis Barchi, vicepresidente del Due Monti Abano. Miglior difesa del campionato e attacco più prolifico del girone. Sì, devo dire che siamo molto contenti, soprattutto perché è una squadra fatta da molti ragazzi giovani e abbiamo fatto crescere parecchi juniores, e direi che aver tenuto bene la difesa e aver fatto una buona dose di gol ci ha permesso di essere dove siamo in questo momento. Qualche rigore sbagliato all'inizio del campionato poteva aiutarci magari con qualche numero in più, però diciamo che siamo molto contenti per quello che siamo riusciti a raggiungere con questa squadra in questo momento qua. Il Due Carrare è un punto avanti, però voi avete voglia di riscattare la prestazione dell'andata, immagino. Direi che innanzitutto affrontiamo partita per partita con lo spirito sempre di portare a casa il risultato migliore possibile. Non facciamo conti di quello che è successo in casa, proprio perché vogliamo affrontare una partita giocando, dando il meglio che si può dare. Abbiamo i ragazzi che sono molto carichi, direi che l'entusiasmo che stanno mettendo è il 12° uomo in campo in questo momento.
La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia al supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683. La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio. Dopo tanto grigio, una bella giornata di sole. Siamo oggi al comunale di Due Carrare, dove fra qualche minuto, fra Azzurra Due Carrare e Due Monti Abano, sarà sfida per il primato. In vetta alla classifica del girone I di seconda categoria c'è l'Azzurra Due Carrare, a un solo punto la squadra aponense. Cielo azzurro ovviamente, campo in ottime condizioni, pubblico delle grandi occasioni. La direzione di gara è affidata al signor Bortan della sezione di Adria. Diamo lettura delle formazioni. Azzurra Due Carrare in completo rosso. Stefani, Toniolo, Pastore, Varetto, Luise, Spolon, Lucchiari, Dezuani, Momolo, Toffanin, Menegazzi. A disposizione di mister Giuseppe Crivellaro, Michieli, Gaffo, Ninotti, Bergamasco, Cuccato, Silvestrin, Borella. Due Monti Abano in completo bianco, Munari, Bernardi, Silvestrin, Prevato, Cresci, Caparotto, Magni, Boaretto, Pressato, Stella, Bevilacqua. A disposizione di mister Andrea Pressato, Benato, Ariadeno, Basar, Bertocco, Cortese, Gomiero, Ildos. Subito azione pericolosissima dei locali, Momolo scambia con Toffanin, poi Di Fino col sinistro sotto l'asta, ma Munari si salva in angolo. All'11° infortunio di Menegazzo, costretto ad uscire in barella. Su calcio da fermo, Magni non centra allo specchio della porta. Da applausi il destro di Cresci che cerca il 7, Stefani fa l'impresa e si salva in angolo. Il primo tempo si conclude sul risultato di 0-0. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Parte da calcio di punizione, Varetto lancia Momolo, Munari esce ma forse ostacolato non fa sua la sfera e Momolo ne approfitta da campione. Azzurra in vantaggio dopo 3 minuti della ripresa. Gli ospiti si fanno vedere in avanti su calcio da fermo, la rasoiata di Gomiero finisce a lato. Assist di Cresci, Bevilacqua e Stefani allo scontro aereo, Bortan fischia il fallo. La strattonata di Magni su Toffanin ne provoca la reazione che l'arbitro sanziona col rosso. Azzurra costretta in 10 negli ultimi 20 minuti. Meriterebbe sorte migliore l'assist di Varetto per Momolo che conclude troppo alto. È il 36° quando Varetto scocca un sinistro che lambisce la traversa. Due Monti in avanti, Gomiero lungo per Bevilacqua, impreciso il suo sinistro. Dopo 5 minuti di recupero il triplice fischio del direttore di gara. Fra Azzurra Due Carrare e Due Monti finisce 1-0. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio.
Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagine Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355.